Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con voi, con tutti i telespettatori per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi parliamo, come vi abbiamo anticipato, dei Covid Hotel. Sono una ventina infatti le strutture ricettive del Veneto che nelle scorse settimane hanno dato disponibilità per diventare appunto Covid Hotel e sono quindi entrate nella lista regionale che a regime dovrebbe contare almeno una struttura per provincia. A Verona sono 3 le strutture papabili che si sono dette disponibili, si tratta dell'Arc Hotel di Verona, dell'Hotel City di San Giovanni Lupatotto e dell'Hotel Postumia di Dossobuono. Sul tema però ci sono ancora delle criticità, alcuni nodi che riguardano la gestione degli ospiti, un argomento su cui nessuno dei 3 hotel veronesi per esempio ha ricevuto ancora indicazioni. E allora per parlarne siamo in collegamento telefonico con Patrizia Mazzocchi dell'Hotel Postumia di Dossobuono. Buongiorno Patrizia. Buongiorno. Allora, dunque, innanzitutto, Patrizia, quando avete dato disponibilità per diventare Covid Hotel e perché? Allora, la settimana scorsa, a inizio settimana, abbiamo ricevuto dalla Confcommercio, di cui siamo soci, abbiamo ricevuto una mail tassativamente informativa, sottolineato informativa, in cui ci si chiedeva la disponibilità ad ospitare pazienti in via di guarigione o pazienti positivi che non potevano esercitare la quarantena a casa per motivi familiari o di spazi ristretti praticamente. Certo. A questa mail noi abbiamo risposto dicendo sì, ok, siamo interessati ad avere notizie in merito alle procedure, ai protocolli o insomma diciamo a ospitare eventualmente questo tipo di clientela. Sì. Ecco, come avete scoperto di essere entrati nella lista della regione tra i possibili hotel poi in lizza? Allora, noi abbiamo risposto il pomeriggio della giornata, mi sembra che sia stato lunedì scorso, quindi una settimana fa. Abbiamo risposto nel pomeriggio confermando la nostra disponibilità ad avere informazioni. Il giorno dopo, 24 ore dopo, durante il pomeriggio, abbiamo ricevuto un paio di telefonate in cui persone chiedevano informazioni al fatto che fossimo diventati Covid Hotel. Noi ci siamo guardate, io e Chiara, receptionist, ci siamo guardate praticamente e ci siamo detto, scusa, siamo Covid Hotel. Allora abbiamo provato ad informarci, nel frattempo parenti, amici, persone che ci conoscono ci hanno contattato perché hanno visto sui social e hanno visto la notizia su Verona Sera, un quotidiano online. Sì. Quindi praticamente noi abbiamo saputo di essere Covid Hotel attraverso persone diverse da quelli che avrebbero dovuto essere di competenza. Certo, quindi canali ufficiali. Canali ufficiali. Ecco, quali sono le criticità che potreste, perché poi anche questo è importante, le criticità che potreste avere nel gestire gli ospiti infetti? Allora, intanto noi da parte degli organi competenti, quindi dalla Regione, dalla Protezione Civile, dall'USL o dalla Confcommercio, non abbiamo ricevuto nessun tipo di informazione. Cioè, che pazienti potrebbero arrivare, quindi pazienti ammalati ma pazienti autosufficienti, pazienti non ammalati solo che devono svolgere la quarantena. Non abbiamo informazioni in merito a come riceverli, come vanno trattati, dove vanno deposti tutti i rifiuti, nel senso le lenzuola, le cose che vanno in camera, gli va portato da mangiare. Le cose del cibo vanno buttate con i rifiuti normali, con i rifiuti pericolosi, cioè non sappiamo assolutamente nulla e quindi in questa settimana siamo stati subissati di telefonate da parte di persone che si informavano, che volevano venire, che ci chiedevano quanto costa passare la quarantena. Certo. E di fatto noi abbiamo dovuto rispondere ogni giorno, mi dispiace ma non sappiamo nulla. Certo, chiarissimo. Quindi le criticità sono tutte queste, cioè come li possiamo ospitare, li possiamo avvicinare, non li possiamo avvicinare, li dobbiamo tenere assolutamente chiusi in camera. Certo, chiaro. Non abbiamo nessun tipo di informazione.
Sì, ecco, l'assessore Lanzarin proprio in merito a questo, durante una conferenza stampa di qualche giorno fa, ha detto che gli ospiti in teoria dovrebbero essere persone che non necessitano di cure ospedaliere, ma che per determinate ragioni non possono esercitare, appunto, come dicevamo, la quarantena in casa. Quindi non ci sarebbe nemmeno necessità di assistenza sanitaria specifica, almeno così ha detto l'assessore. Ecco, cosa ne pensa su questo punto, sull'assistenza di personale specializzato medico? Ma allora, se le persone sono assolutamente autosufficienti e diciamo in grado di gestirsi e in grado di mantenersi dentro la camera in condizioni ordinate, perché io posso pensare che una persona sta eseguendo la quarantena, potenzialmente potrebbe diventare positivo, quindi io devo fare le pulizie nella sua camera oppure non devo farle. Se le faccio mi devo bardare come un operatore sanitario oppure no? L'aria che respira dentro la camera deve essere diciamo sanificata giornalmente, perché altrimenti potrei avere una sosta di fuga di virus dalla camera. Posso mantenere altri clienti dentro altre stanze diverse. Cioè io potrei essere favorevole, perché in questo momento, dobbiamo dire la verità, gli hotel stanno soffrendo in maniera incredibile questa crisi. Quindi per l'hotel potrebbe diventare un business, chiamiamolo così, il nuovo tipo di clientela da servire, da avere in hotel. Però specialmente noi che siamo un piccolo hotel a conduzione familiare, se non abbiamo un protocollo di sicurezza, primo per noi e a pari merito per il cliente che ospito, al quale devo dare una sicurezza, io non riesco a capire a chi devo dire di sì. Cioè dico di sì a queste persone che non sono ammalate e sono semplicemente in fase di quarantena, oppure Certo. mi metto comunque in pericolo ospitando questo tipo di persone. Certo, certo. Se non abbiamo l'assistenza di qualcuno che mi dà delle informazioni, noi tra l'altro non dimentichiamoci che abbiamo una responsabilità che può diventare penale, quindi devo tutelarmi per ospitare delle persone che potenzialmente potrebbero ammalarsi e potrebbero ammalarmi. Certo, certo, è stata chiarissima, e allora noi di questo chiaramente parleremo poi anche più tardi con l'assessore Lanzarin, vedremo se riusciremo ad avere delle risposte in merito. Nel frattempo noi ringraziamo e salutiamo Patrizia Mazzocchi dell'Hotel Postumi di Dossobuono. Grazie per essere Grazie stata a voi. con noi. Buona giornata. Benissimo, allora noi vi salutiamo e vi diamo allora appuntamento tra pochi minuti con un nuovo ospite. Saremo con l'assessore Lanzarin, l'assessore regionale alla salute, e quindi a tra poco.